Ridurre la tariffa per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti alle aziende che hanno subito una chiusura forzata dell'attività. Lo chiede il consigliere regionale Maurizio Conte. L'emergenza coronavirus ha colpito nel nostro territorio tante attività commerciali e artigianali, attività che in questo periodo non hanno potuto lavorare, proprio per i provvedimenti di restrizione e di limitazione del spostamento e del lavoro nel nostro territorio. Conte ha inviato quindi una lettera all'Etra e al sindaco di Villa del Conte Antonella Argenti, presidente del bacino Brenta, perché mettano in atto un'azione di contenimento, di riduzione di quella che è la tariffa proprio per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti per queste attività. Attività che per mesi non hanno potuto lavorare e in proporzione alla loro chiusura devono vedere anche ridotta quella che è una tassa su un servizio che non hanno ricevuto. Spero che allo stesso modo la Regione possa mettere in atto in tutto il territorio regionale un'azione di questo genere.